Taglio del nastro per l'edizione numero 21 di Caseus, in mostra tutti i formaggi delle grandi DOP venete, ma anche italiani, europei, mondiali, una grande festa dedicata ai formaggi e non solo. Andiamo a sentire e vedere i protagonisti. Direi che qui ci sono innanzitutto 500 formaggi in esposizione, 122 appuntamenti, un sacco di prodotti tipici oltre al formaggio. Ricordiamo che noi siamo la terra delle 8 DOP, abbiamo il Taleggio DOP, il Grana Padano DOP, la Casatella DOP, l'Asiago, il Piave, il Montasio e poi il Monte Veronese. Quindi queste 8 DOP danno una dimostrazione di quanto bravi siano i nostri produttori e i nostri caseificatori. Terenzio Borga, presidente di Aprolav, edizione numero 21 di Caseus. Siete cresciuti come è cresciuto il Veneto, è un paradigma. Si è partiti parlando di formaggi veneti e poi si parla anche di formaggi italiani e di formaggi da tutto il mondo. È vero, è stato il volere del nostro governatore, ha detto siamo troppo piccoli a pensare solo al Veneto, dobbiamo fare di più, dobbiamo esagerare ed effettivamente in questi anni siamo cresciuti tantissimo. È stata una scelta vincente, già di suo il Veneto ha tanto, aggiungere quello che siamo riusciti ad aggiungere dà ancora più qualità a questa manifestazione. Il fatto che ogni anno si aggiunga qualcosa, il tartufo, i gelati, le DOP, le festival delle DOP, dà l'idea di quanto questa manifestazione è cresciuta. Noi siamo orgogliosi di questo, abbiamo colto nel centro un ringraziamento al nostro governatore che ci ha spronati a fare di più. Modesto De Cet, presidente di Latte Busche. Caseus edizione 2025 è una vetrina eccezionale. Sì, bisogna dire grazie all'Aprolav, è una vetrina per noi eccezionale, ogni anno migliora, continua a migliorare e speriamo continui ancora. Quindi 500 formaggi presenti, una grande immagine per il nostro mondo. Grandi soddisfazioni per Latte Busche, è di pochi giorni fa l'inaugurazione del 10° Bar Bianco, che sono anche quelli un grande biglietto da visita, tra l'altro sulla direttrice delle Olimpiadi. Sì, era una nostra ambizione, un nostro obiettivo, ci siamo arrivati dalla parte verso Longarone per andare a Cortina, noi non avevamo niente, una zona un po' forse non abbandonata da noi ma da altri. E noi abbiamo avuto l'intuito di aprire questo Bar Bianco che per il momento ci sta già dando dei grossi risultati. Lorenzo Brugnera, presidente di Latteria Soligo, una presenza importante a questa 21esima edizione di Caseus con tutti i prodotti della Soligo, ma c'è anche il momento esperienziale con i cooking show. Beh, diciamo che ogni anno questa manifestazione cresce, no? Quest'anno è veramente qualcosa di eccezionale, con tutte le partecipazioni che ci sono state all'interno. Ma quello che è di bello è che il confronto tra i trasformatori ogni anno porta a migliorare la qualità dei prodotti. Questo è lo scopo veramente, no, che sta portando avanti. Bisogna ringraziare da Luca Zaia, Terenzio Borga, Bruno Bernardi che hanno lavorato per fare tutto questo. La qualità dei nostri prodotti continua a aumentare, è un confronto utile e in questo confronto non c'è rivalità, ma c'è un modo di proporre il proprio prodotto, un anno vince uno, un anno vince l'altro. Abbiamo avuto la fortuna di vincere per il secondo anno consecutivo la medaglia d'oro per il miglior formaggio grana, naturalmente un orgoglio, ringrazio i miei uomini casari, ringrazio gli allevatori che hanno fatto un latte eccezionale e su questa manifestazione bisogna dire che porta in giro per il mondo e speriamo che venga internazionalizzata, che porta in giro per il mondo quello che è il nostro nome, i prodotti veneti e non solo i prodotti veneti. Questo è il nostro scopo e speriamo che su tutto questo gli uomini che ci lavorano attorno continuino a lavorare, perché è uno sforzo tremendo, dobbiamo ringraziare queste persone che portano avanti questa manifestazione.
Alessandro Moccellin, presidente di Latterie Vicentine. Casius è una vetrina eccezionale. Sì, sicuramente, tanta gente, un bel clima, è una bellissima vetrina per i prodotti lattiero-caseari del Veneto. Devo dire che l'intuizione nata 21 anni fa è stata veramente qualcosa di importante. Di anno in anno la manifestazione cresce e questo vuol dire che genera interesse e soprattutto un volano economico importante. Da quest'anno siete entrati nella grande famiglia di Aprolav e anche questo è un passo importante. Sì, è un passo importante che va nella direzione giusta, che è quella di unire le forze, unire le idee, con l'unico obiettivo che è quello di cercare di remunerare al meglio la materia prima, quindi il latte dei nostri soci, che hanno tanto bisogno di vedere remunerato il proprio lavoro.